Luca Stella, dipendente presso la SAEL dal 2018. A seguito di un periodo di circa un anno di scuola, apprendistato, lavoro, e Daniele Sacco aveva capito che potevo essere una potenzialità per l'azienda e quindi mi ha assunto dopo che siamo andati per il centro per l'impiego. Avere un lavoro stabile, quindi a tempo indeterminato, e ha significato un passo molto importante per la mia vita e quindi sono stato molto soddisfatto. Dirigo questa azienda da ormai 13 anni e ho ereditato una situazione a livello di gestione del personale, di filosofia aziendale molto buona, quindi per me è stato facile dare continuità ad un progetto che da sempre favorisce le persone disabili. Quando sono arrivato c'era già una persona disabile che era a capo della ricerca e sviluppo, quindi un profilo importante. Nel corso degli anni abbiamo poi inserito un'altra persona, legge 68. Questo ragazzo, che si chiama Luca Stella, ha subito questo incidente stradale molto brutto. Quando si è ripreso dopo qualche anno lo abbiamo ospitato volentieri e oggi è un'altra figura importante da noi che si occupa di gestione dell'archivio, gestione delle commesse, delle cosiddette cartelline di lavoro. Sono qui in SAEL da novembre, dai primi di novembre, e mi occupo insieme alla mia collega Magda, del centralino e della scansione e archiviazione di documenti dell'azienda. Ho fatto richiesta di legge 68 dopo l'incidente e quindi per appartenere alle categorie protette. Il centro per l'impiego mi ha guidato nel poter trovare un'azienda, quindi mi hanno dato la possibilità di parlare con la SAEL. A seguito di un colloquio qui in SAEL con Daniele Sacco abbiamo capito un attimino le mie necessità e quindi ho avuto l'opportunità di entrare in SAEL senza alcuna barriera architettonica. Il nostro supporto alle imprese nasce da un attento ascolto delle loro necessità. Come account manager di Veneto Lavoro, il mio ruolo è quello di facilitare e accompagnare le imprese nell'inserimento lavorativo delle persone con disabilità. Forniamo una consulenza personalizzata per ogni azienda, partendo da un'analisi delle loro realtà per poi supportare l'azienda nelle procedure che permettono l'inserimento di queste persone nel mondo del lavoro.